Allora, buongiorno, siamo in compagnia di Daniele Franci, Buongiorno a direttore tutti. artistico di ITAF, e tra poco proprio lui ci spiegherà di che cosa si tratta. Oggi parliamo di formazione e giovani in ambito FITA. FITA, sapete, è la Federazione Italiana Teatro Amatori. Allora, a Franci chiediamo quali sono gli strumenti di formazione principali che FITA mette a disposizione dei giovani. Ma gli strumenti che la federazione sostiene già da diverso tempo e da diversi anni sono sicuramente l'Accademia del Teatro Italiano, che è un'esperienza residenziale di una settimana in cui i ragazzi hanno la possibilità di frequentare un corso di teatro assieme ad un regista finalizzato alla messa in scena di uno spettacolo che verrà portato sul palcoscenico in occasione della Festa Nazionale del Teatro, che si svolge solitamente a fine settembre. Un secondo strumento molto importante che nasce proprio dall'esperienza dell'Accademia e dall'idea di voler continuare in un qualche modo a dare opportunità ai giovani attraverso gli strumenti canali FITA è ITAF. ITAF sta per International Theatre Academy of FITA ed è una scuola di alta formazione per le arti dello spettacolo. Di che cosa si tratta? Si tratta di un percorso di formazione residenziale, cioè si vive tutti assieme all'interno di una struttura, in questo caso dell'ente di formazione e ricerca nazionale FITA, che ha sede a Reggio Emilia, e questa scuola ha la durata di 4 sessioni, ogni sessione dura una settimana. I ragazzi e le ragazze hanno la possibilità così di frequentare assieme non soltanto ad un solo regista ma più maestri, io nella fattispecie Silvia Faccini, ma registi ospiti, Cédric Laubscher dalla Svizzera è stato ad esempio uno dei registi che ha seguito l'ultima edizione di ITAF, e hanno la possibilità, quindi dicevo, di realizzare uno spettacolo che diventa in sé un laboratorio, un work in progress, e che viene poi portato in scena sia in Italia che poi anche all'estero. In questo caso la prossima edizione di ITAF, che è un'edizione particolare perché solo per quest'anno abbiamo lanciato questo progetto che si chiama ITAF Up, cioè una sorta di recall dei ragazzi già diplomati ITAF. Ma da gennaio prossimo ci saranno le nuove audizioni e quindi i ragazzi poi lo porteranno anche all'estero presso una delle sedi dei partner che la scuola di alta formazione ha. Poi ci sono anche dei seminari di formazione. Sì, i seminari di formazione sono seminari che, oltre quelli che naturalmente le compagnie possono fare al loro interno o le differenti regioni attraverso i consigli regionali, i consigli provinciali possono proporre ai propri associati, noi abbiamo in previsione 2 seminari nazionali quest'anno. Uno sarà il 7, l'8 e il 9 luglio, sempre a Reggio Emilia, sulle tecniche e la figura dell'attore, e un altro in data da definirsi, ma entro il 31 di dicembre, che invece tratterà la tematica teatro ed educazione. Una tematica che stiamo riscoprendo come commissione formazione e che ci ha provocato, attraverso l'inserimento di 2 nuovi componenti all'interno della commissione, cioè Matteo Corbucci e Biagio, che ci hanno in effetti sottoposto una nuova tematica, un nuovo target, lo 0-6 anni. Quindi teatro ed educazione che può partire davvero nella fascia 0-6, quindi infanzia, per poi arrivare alla preadolescenza, adolescenza e giovani. Perfetto. Un altro tema molto importante nel campo della formazione è il rapporto con la scuola. La buona scuola, come sappiamo, ha introdotto delle novità importanti per quanto riguarda il teatro. Come FITA si sta portando avanti un progetto pilota molto interessante a Reggio Emilia con una scuola che è il Galvani Lodi. Mhm. Ci puoi spiegare a che punto è questo progetto? Allora, quest'anno si diplomeranno i primi 19 ragazzi e ragazze frequentanti una classe, nella fattispecie la quinta T di teatro, dell'Istituto Professionale per i Servizi Sociosanitari Galvani Iodi. È un istituto che, come tanti ex istituti professionali, si occupa del settore servizi sociali, ed è un istituto che ha scelto 3 anni fa, in accordo sia col collegio docenti che il consiglio di istituto e con il fondamentale apporto di FITA, di aprire una sezione sperimentale, ovvero questi ragazzi hanno come titolo dell'esame, superato l'esame di Stato, di uscita, del profilo di uscita, il tecnico dei servizi sociosanitari. Abbiamo voluto dare una specializzazione particolare che è quella di esperto di teatro nel sociale. A questi ragazzi è stata data la possibilità nell'arco di 3 anni, quindi terza, quarta e quinta superiore,
di frequentare 33 ore di teatro e quindi di ELT, perché questo è il nome della disciplina, cioè educazione ai linguaggi teatrali, sia durante il terzo anno, 33 ore durante il quarto, 33 ore durante il quinto, e ogni anno hanno realizzato con noi 120 ore di esperienza di alternanza scuola-lavoro. Che cosa hanno fatto durante queste ore di pratica? L'alternanza è una nuova modalità di apprendimento. Hanno avuto la possibilità di fare teatro, di affiancare chi fa fare teatro in un contesto sociale, quindi legato all'infanzia, legato alla disabilità o agli anziani, e quest'anno hanno loro condotto, appoggiati dalla presenza di una tutor, quindi di un'esperta, il laboratorio di teatro rivolto ai ragazzi disabili della scuola. E quindi avranno questo titolo aggiuntivo riconosciuto da FITA a livello nazionale, che naturalmente può essere spendibile sul mercato, perché l'altro argomento è davvero spendibile oppure creare una figura professionale come quella di esperto di teatro nel sociale, che non è una figura ufficialmente riconosciuta, non ha uno statuto, non ha un ruolo, non ha un profilo d'uscita. Noi pensiamo di sì, perché le tante associazioni FITA hanno sempre più bisogno di avere persone formate, capaci, e spendibili sul territorio all'interno di scuole dell'infanzia, di scuole elementari o di strutture legate al sociosanitario, ma non solo. Ci sono tanti progetti che la federazione attraverso le proprie compagnie fa all'interno delle case circondariali o, perché no, nei centri di accoglienza per ragazzi per profughi. Perfetto. Quindi abbiamo toccato, torniamo a quello che abbiamo detto prima, abbiamo toccato gli strumenti essenziali più importanti che FITA mette a disposizione dei giovani nel campo della formazione, quindi accademia, ITAF e seminari. Un giovane FITA cosa deve fare se interessato a saperne di più e a partecipare a qualcuno di questi strumenti? Ma innanzitutto io penso che un giovane debba essere consapevole che quella è una cosa che vuole fare e che lo fa o la fa stare bene, e quindi provare a trovare esperienze come questa o come queste, insomma, sia l'accademia, che in realtà è spesata perché verranno fatte delle selezioni per cui in quel caso i ragazzi sono spesati, ma anche ITAF, dove invece ai ragazzi viene pagato insomma, viene pagato il viaggio all'estero più la parte formativa, quindi loro si occuperanno di pagare viaggio, vitto e alloggio, ma tutto il resto è spesato da FITA. Devono avere la voglia, la volontà e la passione. Ora, come si fa ad avere la passione e la volontà? La volontà è facile, la passione la si scopre come i talenti. Non è detto che siamo tutti fortunati da scoprire immediatamente il nostro talento. Certo è che è una grande opportunità e come tale, secondo me, è un'opportunità che i ragazzi è importante scelgano, provino, sperimentino. Per farlo, come si fa? Si va su Google e si scrive International Theatre Academy of FITA, si scrive ITAF, si scrive FITA Teatro, si telefona in segreteria a Roma, si chiede appuntamento telefonico, si cercano dei contatti, si dice io vorrei fare questo progetto, vorrei partecipare. Le audizioni ci sono naturalmente sia per l'Accademia che per ITAF. Per ITAF sono normalmente a gennaio e per l'Accademia normalmente sono a giugno-luglio, se non sbaglio, ma non importa, se c'è il desiderio da parte di qualcuno di questi giovani, per giovani intendiamo ragazzi che vanno dai 16 ai 30 anni naturalmente, prendete contatti con la segreteria, parlatene con i vostri amici, condividetelo e telefonateci, chiedeteci informazioni, anzi siamo ben contenti di parlarvi, di darvi dettagli che magari in questa occasione non abbiamo approfondito. Ringraziamo Daniele Franci, naturalmente informazioni e contatti per arrivare a queste realtà formative ci sono anche attraverso le segreterie regionali, quindi contattate tranquillamente i vostri presidenti regionali, i presidenti provinciali che faranno da tramite per aiutarvi in questo percorso. Ringraziamo Franci e al prossimo appuntamento con la formazione dei giovani FITA. Grazie mille, grazie a voi.